Successo per la tappa del Giro d'Italia da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte che ha animato il Friuli. Il patron Kainer ha definito quella di oggi la partenza più bella di sempre, ha annunciato anche il suo successore. Buia ha accolto il suo campione Alessandro De Marchi che si è fermato per salutare la famiglia, baciando il figlio Andrea e abbracciando papà Renzo e mamma Enrica. Drammatico incidente sull'autostrada 23, poco dopo il casello di Udine Sud, un muratore rumeno di Padova di ritorno dal lavoro perde il controllo della propria auto e muore schiantandosi contro il guardrail, ferito il passeggero. La Regione ha prorogato fino al 30 giugno gli incentivi per l'acquisto del carburante. Boccata d'ossigeno per i gestori che attendono ancora i rimborsi per la riduzione dell'aliquota delle accise. Sindacati della scuola in agitazione, per lunedì indetto un sit-in davanti alla prefettura di Udine per chiedere l'immissione negli organici di più insegnanti e classi meno numerose. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. È stato quindi un grande successo di pubblico e di sport la 19ª tappa del Giro d'Italia, partita da Marano Lagunare e arrivata al Santuario di Castelmonte. A trionfare l'olandese Bouwman al termine di una lunga fuga per un concitato finale in cui l'italiano Vendrame è finito fuori anche all'ultima curva. Invariato al vertice della classifica generale con Carapaz che mantiene la maglia rosa con 3 secondi di vantaggio su Hindley e 1 minuto e 5 secondi su Landa. Il tutto in attesa del tappone di domani da Belluno alla Marmolada. Una cartolina, quella che ha regalato anche questa volta il Friuli, con tanti paesi in festa per il passaggio del Giro d'Italia. Massima soddisfazione per il presidente della regione Massimiliano Federiga e il patron della tappa friulana Enzo Kainer, che li sentiamo ai nostri microfoni. Presidente, come sempre un grande successo e un grande spot per il Friuli Venezia Giulia. Sì, mi dicevano proprio adesso, 210 paesi al mondo guardano il Giro d'Italia. È chiaro che la capacità di promozione di questo evento è importante e si inserisce all'interno di una programmazione che abbiamo fatto proprio per promuovere il Friuli Venezia Giulia, costante negli ultimi anni, con campagne nazionali, con eventi importanti. Quest'anno penso abbiamo la più grande stagione di concerti nella storia del Friuli Venezia Giulia, con tutti i principali nomi nel nostro territorio, e questo ci sta premiando perché abbiamo visto che il Friuli Venezia Giulia è la regione che ha tenuto di più anche nel momento di difficoltà rispetto alla pandemia, numeri ufficiali ormai. Questo è però un percorso che deve andare avanti negli anni. Non possiamo pensare che la promozione turistica sia basata su spot o eventi estemporanei, ma gli eventi sono importanti, ma all'interno di una programmazione. Enzo, se non ci fosse stato il caldo sarebbe comunque stata una faticaccia questa giornata, però abbiamo visto uno spettacolo bellissimo. Ma io sono molto contento innanzitutto perché abbiamo mostrato dalla partenza all'arrivo un paesaggio straordinario. Faccio i complimenti alla gente, si sono comportati molto bene, hanno avuto una bella partecipazione e di questo io sono molto contento perché l'immagine che possiamo dare nel mondo è molto importante per l'oggi e per il domani. Abbiamo fatto molto bene, la partenza di Marano forse mi permetto di dire che è la partenza più bella che abbiamo mai fatto. Cainero centra all'Ussari e poi... Sì, è vero, vero. Guardate, so solo io e chi mi è stato vicino in questi mesi quanto sia snervante questa situazione. Ma e poi chi prende il testimone, Cainero? C'è già qualcuno in stage che sta lavorando e riferirà poi dopo questa esperienza che cosa intende fare, se intende fare o meno la cosa, vediamo. Un bacio al figlio Andrea, un sorriso a papà Renzo e mamma Enrica e poi via con il gruppo. È stato breve ma intenso il momento in cui Alessandro De Marchi si è fermato a salutare a Buia la sua famiglia proprio a 2 passi dalla casa natale. Una grande emozione per i genitori ma anche per tutto il paese. Vediamolo.
Un bacio al figlio Andrea, uno scambio di parole con papà Renzo e un sorriso a mamma Enrica. L'omaggio di Buia al suo campione Alessandro De Marchi è tutto in questa immagine, una delle più toccanti dell'intera corsa rosa. Vino e salame che lo aspettavano non li ha toccati, ma gli occhi ad ale brillavano sotto il caschetto mentre i cuori dei genitori battevano all'impazzata. Lo si è fermato, per noi è una grandissima emozione e anche per tutti i bambini e tutte le persone che veramente credono in lui e lo tifano. L'altra volta quando è passato il giro lui purtroppo non ha potuto esserci e quindi questa è una bellissima occasione quindi che ha approfittato di poter fare questa bellissima festa. Lui sperava solo di chiudere il giro e arrivare qui a Buia, poi al di là del valore delle tappe, fuga o non fuga, anche oggi è molto difficile andare in fuga, però lui voleva assaporare questi momenti qua e insomma ci è riuscito. Ma è stato anche l'abbraccio di tutto il paese al Rosso di Buia che quest'anno è arrivato sulle strade del Friuli, passando proprio di fronte alla sua casa natale mentre la moglie lo attendeva a Castelmonte. Abbiamo fatto le magliette, il berrettini, abbiamo realizzato questa bella coreografia. Qui abbiamo la grande bici che dal 2014 gira il Friuli. Altro passaggio importante è quello a San Marco di Meleto di Tomba, paese di Elena Cecchini, campionessa di ciclismo femminile. Il piccolo centro vestito di rosa e arancione allestito, una grande festa. Una mega festa rosa e arancione per San Marco di Meleto di Tomba, il paese della campionessa di ciclismo femminile Elena Cecchini, compagna del professionista Elia Viviani. La carovana rosa ha fatto tappa nel piccolo centro che ha accolto i girini con musica e pasta asciutta. Elena purtroppo non può esserci perché da oggi a domenica fa una corsa a tappa in Inghilterra, però noi siamo lo stesso numerosi qua ad applaudire i ciclisti. Abbiamo avuto l'onore, grazie a Enzo Cainero, che è riuscito a far fermare per un qualche attimo la carovana e quindi c'è stata un'ulteriore grande festa. Un momento storico organizzato dalla Proloco e dall'Associazione Don Bosco che resterà indelebile negli abitanti di San Marco. Siamo un paese piccolo, solo 400 abitanti, però molto uniti e quando c'è da fare festa, organizzare cose di questo tipo, noi siamo sempre presenti. Siamo contenti che anche la carovana si è fermata. Il bello di questo paese è questo, quando c'è da lavorare siamo tutti che lavoriamo, quando c'è da far festa e c'è da far casino lo vedete, no? Per cui è una cosa che riempie il cuore. Sentiamo la trombetta se funziona. Da Marano a Castelmonte in tutti i paesi dei quasi 180 km di tappa è stata una grande festa popolare, magliette, accessori, addobbi rosa e soprattutto tifosi appassionati di ogni età. Sentiamo la gente. Come si chiama? Italia con quel berretto lì? Magnifica. Di dov'è lei? È di qua? Del paese, sì. Senta, Marano com'è in questi giorni? E oggi in particolare? Un po' euforico, come dire, non sono academici. Tutto una bella armonia, tutte belle cose, siamo tutti amici, tutti parenti. Il dettaglio anche della biciclettina, il rosa, i fiocchi rosa, ma voi siete di qua? Orgogliose di essere di Marano, molto orgogliose. E quindi ci tenevate a essere in pandan? Certo, mi ha chiamato anche mio cugino dall'Australia, mi ha chiamato mettiti in piazza che ti vedo, allora sono venuta. Direi che non ci sono dubbi qui per Carapaz. Sí, estamos aquí para apoyar a Richard Carapaz, el campeón del Ecuador, orgullo ecuatoriano. Pierluigi Parpinel, vedo due bandiere, il nostro tricolore e la bandiera slovena. Abbiamo fatto questo gemellaggio oggi con gli amici sloveni, dove qua si è combattuto brutalmente più di 100 anni fa. Oggi questa bella giornata di festa, di pace, di amicizia che ci riunisce, no? con tutti veramente in amicizia. Siamo venuti su in bicicletta, una giornata meravigliosa, gli alpini testimoniano ancora una volta come uniscono veramente l'Italia e come non solo uniscono l'Italia ma il messaggio degli alpini è un messaggio di pace e di unità con tutti i nostri fratelli e con tutti i nostri popoli dell'Europa. Il tifo per questo piccolo ciclista. Questo campioncino è Lorenzo. Lorenzo che si è preso l'applauso di tutto il pubblico, bravissimo Lorenzo. Sarà, insomma, la maglia rosa ce l'ha già, di dove siete? Di Cormos. Di Cormos. Sì, sì. Io direi che chiudiamo con questa bellissima immagine con Lorenzo che si è fatto la sua salita di Castelmonte.
Una folla multiculturale ha accolto il passaggio del Giro d'Italia sul Monte Kolovrat. Tantissimi italiani e gli sloveni che hanno raggiunto a piedi o in bicicletta la località di Luico. Ci troviamo a Livek, Luico in italiano, esattamente a metà della salita al Monte Kolovrat. Qui in questo punto la strada spiana leggermente dopo 4 km veramente mortiferi, tutti al 14% di pendenza. Un fatto questo che ha portato molti curiosi, molti appassionati sia dall'Italia che dalla Slovenia a venire qui per vedere la fatica vera. Mi pare che qua c'è un bel break, clima di festa qua a metà salita. Siamo arrivati da Most Soci, Santa Lucia, qua non so 25 km da qua. Cevapcici e Salsa Aivar in attesa del passaggio del Giro d'Italia. Attendiamo fiduciosi il passaggio del nostro grande Nibali. Adesso aspetto qua e poi vorrei vedere se riesco a ritornare giù come un cazza e andare a Ponte San Quirino, andare su a Pulzesimo e su a Mezzomonte. Li ho visti provati ma veramente molto veloci, molto forti. Siete qui da tante ore, l'attesa ne valsa la pena? Sì, sicuramente, è un posto bellissimo e siamo contenti di essere qui. Strade vestite da festa, insomma, per l'arrivo del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia, l'abbiamo visto fino adesso, tra striscioni, nastrini rosa, manifesti e cartelli, su tutti svettava il mega totem alto 5 metri allestito lungo la Osovanna. Nel banner raffigurato il patron delle tappe delle friulane del Giro d'Italia, ovvero Enzo Cainero. La scritta "Grazie Enzo" campeggiava a metà del ritratto. A realizzare l'opera è stato Franco Maschio, scultore artista di Maiano, che ha posizionato il totem sulla grande rotonda di Buia all'altezza del supermercato Forte. E per rivivere le emozioni della tappa friulana del Giro d'Italia con le interviste e le immagini delle principali località della regione attraversate dalla Corsa Rosa, appuntamento questa sera dalle 21 con lo speciale di Telefriuli da Marano Lagunare a Castelmonte, passando per San Marco, di Meretto di Tomba, Buia, Villanova delle Grotte, Kolovrat e Cividale. Vi racconteremo questa grande giornata speciale per il Friuli. E ora passiamo alla cronaca con il drammatico incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi sulla A23 nel tratto Udine Sud, nodo di Palmanova. Poco dopo le 13:30 una Mercedes è uscita fuori strada all'altezza di Bicinicco in direzione sud. Sul mezzo viaggiavano 2 muratori giunti in mattinata dal Veneto a Udine per valutare un lavoro da svolgere fuori regione. Fatale lo schianto contro il guardrail che ha trafitto l'abitacolo colpendo mortalmente il conducente. Immediati soccorsi con l'arrivo dei vigili del fuoco e sanitari del 118. Nulla da fare per l'uomo alla guida, un 45enne residente a Casale di Scododia in provincia di Padova. Ferito il passeggero. Sul posto polizia stradale, gli uomini di Autovie Venete, code e disagi lungo l'arteria autostradale. L'efferato femminicidio di Concordia Sagittaria nel 2019 è stato punito con l'ergastolo. La Corte d'Assise a Udine ha inflitto il massimo della pena al nigeriano Moses Osagie per l'uccisione della moglie Victoria nel 2019. Vediamo. Carcere a vita per Moses Ewer Osagie. La Corte d'Assise di Udine ha il nigeriano di 42 anni accusato dell'omicidio della moglie Victoria Osagie, uccisa a Concordia Sagittaria il 16 gennaio 2021 nella casa dove la famiglia viveva. Il giudice hanno così accolto la richiesta dei PM Carmelo Barbaro e André Del Missier della Procura di Pordenone, che avevano chiesto la pena massima. Sono stati esclusi però i futili motivi. Un femminicidio questo particolarmente efferato. L'uomo, per motivi di gelosia, ha colpito la moglie prima con pugni, poi l'ha ferita con 20 coltellate e 5 colpi di cacciavite per finirla spezzandole il collo, tutto davanti ai 3 figli di 10, 7 e 2 anni. Nemmeno 2 suoi connazionali, presenti in casa al momento del delitto, sono riusciti a fermarlo. Il 42enne ha cercato di difendersi dicendo di aver compiuto l'omicidio sotto l'effetto di un rito voodoo fatto da una donna con la quale aveva una relazione. Nella ringa, l'avvocato Nicoletta Menosso, difensore dell'uomo ritenuto capace di intendere e volere, aveva sottolineato il disagio socioculturale di Osagie e le enormi contaminazioni culturali di cui tenere conto. Confidavo che la perizia psichiatrica, commenta il legale che
annunciato ricorso in appello, avesse acclarato le ragioni profonde di tanto male. Da donna è stata un'impresa estremamente difficile e mi auguro davvero che la pena lo rieduchi, anzi lo ricostruisca, conclude. Uno studente di 18 anni è stato arrestato questa mattina per l'ipotesi di reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Il giovane si trovava in via San Quirino, a Pordenone, seduto su una panchina in compagnia di 3 coetanei. Sono stati identificati e sottoposti a controlli da parte della volante della polizia. Al 18enne sono stati trovati oltre 100 grammi di hashish, un coltello da burro con la lama intrisa di sostanze stupefacenti, un bilancino digitale di precisione funzionante e 815 euro in banconote di piccolo taglio. La Procura di Pordenone, non ravvisando ulteriori esigenze cautelari, ha disposto l'immediata liberazione del giovane. Erano venuti alle mani durante la lite tra vicini, condannato un uomo di San Giorgio di Nogaro, la vittima si era difesa con lo spray al peperoncino. I loro rapporti erano tesi da tempo e durante l'ultima lite, condita con lo spray al peperoncino, i due vicini sono venuti alle mani. Il Tribunale di Udine ne assolve uno e condanna l'altro. È la decisione presa dal giudice Mauro Qualizza, che ha inflitto a un 59enne di San Giorgio di Nogaro 6 mesi di reclusione, oltre al versamento di una provvisionale di 3.000 euro all'altra persona coinvolta, un uomo di 73 anni. Tutto è accaduto l'11 settembre del 2019, quando i carabinieri sono intervenuti per sedare la lite, durante la quale il più anziano aveva utilizzato lo spray urticante. Entrambi i protagonisti poi sono finiti alla sbarra, il 53enne con l'accusa di lesioni gravi per aver procurato con calci, pugni e ferite guaribili in 43 giorni, il 73enne per porto abusivo d'armi e lesioni guaribili in 10 giorni aggravate dall'uso dello spray. Entrambi gli imputati si sono difesi dicendo che a cominciare era stato l'altro. Il giudice alla fine ha assolto da entrambe le accuse il 73enne, difeso dall'avvocato Lanfranco Sette, e condannato il rivale di 20 anni più giovane. Il suo difensore, l'avvocato Federico Praino, ha annunciato ricorso in appello. Chiede aiuto durante un'escursione in canoa, turista avvistata e poi recuperata dai soccorsi a Grado. Una vedetta della Guardia Costiera con l'imbarcazione più vicina alla turista ha provveduto a recuperare la dispersa. È successo nel pomeriggio quando alle 14.30 la sala operativa del Comando Vigili del Fuoco di Gorizia ha ricevuto una richiesta per la ricerca della turista dispersa mentre con una canoa stava facendo un'escursione nella laguna di Grado con un gruppo di amici. Operazione della Guardia di Finanza di Trieste che ha sequestrato oltre 1 quintale di sigarette da contrabbando. Alcuni pacchetti erano stati occultati in un camion frigo all'interno delle buste di tè. Sentiamo. Oltre 1 quintale di sigarette da contrabbando provenienti dalla Turchia sequestrate. A scovarle all'interno di 2 auto articolati sono stati militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli che hanno sequestrato nel porto di Trieste i carichi di tabacchi. All'interno di un mezzo pesante erano occultati 80 kg di stecche in diversi cartoni che non riportavano alcuna scritta. Ben più curioso il ritrovamento nel secondo autotreno. Nel rimorchio frigo all'interno delle buste di tè in foglie per infuso erano nascosti ben 2150 pacchetti di sigarette per un peso complessivo di 50 kg. Entrambi i carichi, oltre 130 kg di sigarette, sono stati sottoposti a sequestro penale e i soggetti ritenuti responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Trieste per il reato di contrabbando aggravato tentato di tabacchi lavorati esteri. Le sigarette immesse sul libero mercato avrebbero originato un'evasione di imposte e un conseguente danno erariale pari a 26.000 euro. La Regione conferma fino al 30 giugno gli incentivi per l'acquisto dei carburanti, boccata d'ossigeno per i gestori che però restano ancora in attesa dei rimborsi per la riduzione dell'aliquota d'accisa. La Giunta regionale ha confermato gli incentivi regionali per l'acquisto dei carburanti per autotrazione fino al 30 giugno. Gli importi per la zona 1 sono di 29 centesimi al litro per la benzina e 20 centesimi per il gasolio. Nella zona 2 sono di 22 centesimi al litro per la benzina e 16 per il gasolio. Manca però la definizione tra governo nazionale e regionale delle modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti. È una boccata d'ossigeno per i gestori che si riflette positivamente sui cittadini, commenta Gianni Bressan della Figis di Udine, sottolineando che negli ultimi giorni il costo della benzina è aumentato di 5 centesimi, il gasolio calato di 3 centesimi al litro. I gestori, tra l'altro, sono ancora in attesa di avere i rimborsi per la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti in vigore fino all'8 luglio per benzina e gasolio. Gli importi variano dai 5.000 agli 8.000 euro e corrispondono al quantitativo di carburante che avevano in deposito prima dell'avvio del provvedimento. Sindacati della scuola in agitazione, per lunedì indetto un sit-in davanti alla prefettura di Udine.
Garantire la sicurezza e la qualità abbassando il numero di alunni per classe, aumentando gli organici. Sono solo alcune delle richieste di CGIL, CISL, UIL Scuola che insieme a SNALS e GILDA hanno organizzato per il 30 maggio un sit-in davanti alla prefettura di Udine in contemporanea alla manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma. I sindacati, spiega Adriano Zonta, segretario della FLC CGIL, chiedono che la scuola sia riconosciuta per il ruolo che ha. Se è vero che l'istruzione è il motore del paese, va messa nelle condizioni di operare per il meglio. Attualmente in Friuli Venezia Giulia, continua Zonta, ci sono 2.500 cattedre vuote che non hanno un docente titolare e 1.400 fra le 2.600 complessive destinate al sostegno che sono coperte generalmente da precari privi di una specifica preparazione per seguire gli alunni in difficoltà. I sindacati puntano il dito anche contro la carenza di personale ATA che si trova a dover affrontare una mole di lavoro insostenibile perché è caricato di ulteriori funzioni. La protesta riguarda anche la carenza di collaboratori scolastici che, ricorda Zonta, non si occupano solo della pulizia delle scuole, ma hanno un ruolo determinante nella vigilanza degli studenti. Bollettino Covid, 277 nuovi casi, positività riportati dal bollettino regionale di oggi, con 3 decessi, 1 a Trieste e 2 a Gorizia. Su 3.149 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 77 nuovi contagi, mentre i 2.013 test rapidi antigenici realizzati hanno evidenziato altri 200 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 100. Notizia che arriva dal mondo economico: Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal CDA del Generali con effetto immediato. Le motivazioni non sono state rese note, lo si legge in una nota della compagnia di Trieste. Alla data odierna Caltagirone, direttamente o attraverso società a lui riconducibili, detiene una quota del capitale sociale di Assicurazione Generali pari al 9,95%. Il Consiglio di amministrazione sarà convocato nei prossimi giorni per ogni conseguente decisione in merito alla sua sostituzione, si legge nella nota della compagnia. E ora veniamo a una notizia curiosa: è stato tombato il tombino rumoroso di Viale Tricesimo a Udine, un TikTok inquietante che era durato da oltre un mese, segnalato anche dai residenti. Il problema è però non sembra definitivamente risolto. Vediamo. Quel TikTok continuo e fastidioso stava facendo impazzire tutti, residenti, lavoratori e automobilisti in uscita verso Udine Nord. Così, dopo le proteste e le segnalazioni al comune con uno strato d'asfalto, è stata posta la parola fine a un problema forse secondario ai più, ma prioritario per i diretti interessati. Da oltre un mese la rottura di un chiusino Vodafone esasperava l'umore di chi opera e gravita lungo Via Tricesimo all'altezza del Civico 99. Il tombino creava un rumore continuo e asincrono, alimentato a ogni passaggio di auto e mezzi pesanti. Era diventato impossibile tenere le porte e le finestre aperte, ci riferisce un lavoratore della zona di Paderno. Uno stillicidio continuo nato da quando hanno creato l'isola pedonale davanti al nuovo supermercato discount. Dopo un primo intervento non andato a buon fine, mercoledì la soluzione è definitiva. È stata abbassata l'armatura che regge la pesante copertura di ferro, dopodiché è stato steso uno strato di bitume a protezione del pozzetto. Problema finito? Ma che? A soli 10 metri di distanza, un altro tombino sembra poter far ripiombare i cittadini della zona nell'incubo da cui sono appena usciti. Trovata la soluzione definitiva per sistemare il sagrato della chiesa di Baldasseria Media, ci sarà spazio sia per i fedeli che per 6 posti auto. Si chiude così una storia di richieste e polemiche che si è prolungata per diversi anni. Rifacciamo completamente il sagrato con dell'acciottolato di materiale particolare che praticamente lo renderà molto bel accogliente all'entrata della chiesa. Dal sagrato in acciottolato, dove posizioneremo 2 fari che illumineranno non solo la chiesa ma anche il sagrato stesso, ci sarà poi l'accesso direttamente dalla strada attraverso un marciapiede che creeremo nuovo in porfido, tutto a livello, contornato poi da uno strato di verde, una parte importante di verde a piano,
e su quali andremo a piantare degli alberi e delle panchine e quant'altro, e soprattutto qui andiamo a rifare completamente la parte idrica di scolo delle acque che non c'è adesso, e insieme a questo realizzeremo anche quella parte di accesso che il privato cedendoci l'area abbiamo dovuto lasciare, ma sarà di nostra proprietà, per poter posizionare 6 posti auto. Credo che questo intervento, che ha un quadro economico di 170.000 euro, però 91.000 euro di lavori, e il resto sono a disposizione dell'amministrazione. Il rapper e cantautore Carnico Doro Giat esce con il terzo disco da solista, si intitola Mondo Nuovo, una sterzata dopo la pandemia, dice l'artista. Mondo Nuovo, il nuovo album di Doro Giat, in bilico tra rap, trap e pop intelligente. Per il rapper friulano si tratta del terzo disco pubblicato dalla Grande Onda e distribuito da Altafonte. Per quanto il suo nome sia schivo ai radar della musica mainstream, Doro Giat non può essere considerato un emergente. I suoi primi palchi li calca con i Carni Cats nella prima decade dopo il 2000, per poi intraprendere negli anni successivi la carriera da solista, che lo porta a pubblicare 2 album, Vai Fradi nel 2015, Orizzonti Verticali nel 2018, a salire sul palco del 1° maggio a Roma nel 2017, a duettare con Joe Stone nel 2017 e ad affrontare il tema del cambiamento climatico in un brano realizzato assieme al duo Müller e Makarov dei Gotham Project. Ho voluto dare una sterzata dopo la pandemia, racconta Doro. Questo evento epocale che ci ha travolto in questi ultimi 2 anni mi ha dato la sensazione che fossimo davanti ad una svolta vera e propria, un mondo nuovo appunto, e volevo che la musica rispecchiasse questa volontà di rinnovarmi, pur restando coerente con il percorso che mi ha portato fino a qui. Un'area di rinnovamento che si percepisce in Cornici, il primo brano, invettiva politico-sociale contro il qualunquismo dilagante nell'epoca dei social. Stelle filanti è un brano dichiaratamente pop, mentre Canna Fumaria e Tourette strizzano l'occhio alla trap. In Fuga è un delicato storytelling in cui i protagonisti fanno i conti con delle relazioni non convenzionali. Girovago, infine, chiude il disco con un sound ed una narrazione fortemente evocativi. Il 28 e 29 maggio le bontà di Banco Alimentare tornano sulle principali piazze italiane per continuare a sostenere giorno dopo giorno il recupero e la distribuzione di cibo per chi è in difficoltà. La nuova campagna della Fondazione Banco Alimentare Donare di Gusto sarà a Udine in piazza Matteotti domenica dalle 10 alle 19. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti. Arrivederci.